C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amici, ben ritrovati a Centro Anch'io. Oggi vi raccontiamo un aspetto curioso legato a Piazza Vittoria. Sotto il colonnato del lato occidentale della piazza è possibile trovare a terra davanti ad un portone d'ingresso due lastre rialzate in bronzo. Sono due pietre d'inciampo realizzate dall'artista tedesco Günther Demning. Esse indicano la presenza nell'edificio di due ebrei che furono deportati ed uccisi nei campi di sterminio. Il caffè Impero, purtroppo ancora chiuso, è noto anche con il nome di Café delle Ciape perché guardava al posteriore della statua del Bigio, statua di Arturo Dazzi, un tempo posta su un piedistallo davanti ad una fontana. È mai capitato a voi sentirvi dire Tassomeggi che il Samian donafa l'œuf? Oggi lo sentirete un po' spesso. Domanda da qualche euro, insomma. Mia sain donafa l'œuf. Vuol dire non sapere dove andare a finire, a stare, no? Lei lo dice o se lo sente dire? Te se gene che Samian donafa l'œuf? No, l'ho sentito dire, ma non direttamente a me. Figli ne ha lei, nipoti? Nipoti anche, sono nonna. Li bacchetta un po'? No, sono troppo brave, due nipotine stupende. Le vizia? Un po'. È normale, no? È normale. Non si sa dove andare, insomma, così, non trovare un posto adatto. È questo? Trovarsi impacciati. Trovarsi impacciati. Sì. Che vuol dire secondo te mia sain donafa l'œuf? Il bimbo l'ha pensata, ma è timido, non l'ha detta, però secondo me l'ha pensata giusta. La mamma invece che dice mia sain donafa l'œuf? Secondo me significa non sapere dove sbattere. Tutte. Come che? Che non ho capito, che ha detto? Dico, le sa tutte proprio. Tutte, moglie perfetta. Esatto, perfetta, meglio di così. Bacio la moglie. Quando ci si vuole appartare e non si trova il posto adatto. Io sento nafa l'œuf. Ma sempre là vuole arrivare lei. Ma d'altronde. C'è un giovanotto qui, senti, mia sain donafa l'œuf. Tu in questo momento hai l'aria di uno che non sa dove andare a farlo. Che significa mia sain donafa l'œuf? Che non sai bene come cavartene in queste situazioni, insomma, può darsi. A te capita? Può capitare a tutti in qualche modo di non sapersi adattare alle situazioni, non saperle come affrontare. Io credo che comunque sia in tutti i frangenti ci sono momenti in cui si rallenta per poi riaccelerare con un ritmo nuovo. Hai capito l'insegnamento che arriva da Piazza Vittoria, eh? La Comar andò al mercato ed un cavolo comprò. Mezzogiorno era suonato quando a casa ritornò. Prese l'acqua, accese il fuoco, si sedette e riposò ed intanto a poco anche il sole tramontò. Così perse ormai la lena, solo al buio ella restò e da letto senza cena la comare se ne andò. Mia sain donafa l'œuf. Non sapere dove andare. Dove andare a mettersi. A lei capita? No, questo forse no. Questo no. Ha sempre un po' di impegni. Sì, parecchi. Grazie, arrivederci. Mia indo nafa l'œuf. E vuol dire che ti mi tragna molto posto de sai dove te che da. Non sapere dove andare a far l'uovo. Facile, no? Sì. E quindi l'altra traduzione, la metafora? Dove andare? Bravo, buono studio. Grazie. Non si sa dove appoggiarsi, dove fermarsi. Uno scappa di qui, scappa di là, cerca una fidanzata di qui, poi la cerca di là e non sa dove andare a posarsi. Ma signora, lei lo dice o se lo sente dire mia sain donafa l'œuf? Direi che a questo punto lo dico di più che di quanto me lo dicano. G o Geno, che la Samian donafa l'œuf, è sostanzialmente una persona indecisa che non sa cosa fare. Voi invece sapete cosa fare, restate sempre qui su Teletutto. Grazie, alla prossima, arrivederci, ciao!